Alzi la mano chi pensava che il neoacquisto del Cagliari, Coman, fosse in grado di entrare di prepotenza nella storia del Cagliari. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su social del lunedì post partita, post Cagliari-Parma in questo caso. L'interrogativo non sembri capzioso perché Coman, autore del gol che diciamo così, ha regalato il 2-0 momentaneo contro i Ducali, anche se poi è arrivato il 2-1, rappresenta al momento il giocatore straniero con l'impatto più veloce con la maglia del Cagliari nel campionato italiano. Prima di lui c'era riuscito Mustafa El Kabir, anno 2011, un Roma-Cagliari 0-2, gol di Daniele Conti e poi il raddoppio in contropiede al 94esimo di El Kabir. Ci impiegò 7 minuti dal suo ingresso per segnare il raddoppio. Ebbene, ieri il giocatore Coman, il rumeno Coman arrivato in questo mercato autunnale, ci ha impiegato la bellezza di 2 minuti e 43 minuti scarsi, 2 minuti e 46 secondi. Ecco, non è piaciuto solo per questo, è piaciuto l'atteggiamento, sono piaciute le qualità. Abbiamo visto un giocatore che, per quanto ci ha fatto vedere, è in grado di stoppare un pallone, di dare del tu alla palla e quindi puntare, e rarità, perlomeno per questa stagione, tirare da fuori aria, perché tolto Marin, guarda caso, un rumeno, io conclusioni da fuori aria di un certo livello non ne avevo ancora viste. Ecco, questo è quello che si chiedeva a un attaccante, non solo di fare sportellate, e il grandissimo lavoro che fa Piccoli ne è prova, però serviva anche uno stoccatore. Io ho visto il 2-0 più volte e sono convinto che se ci fosse stato Luvumbo di sicuro non avrebbe tirato in porta. Cagliari-Parma non è solo ovviamente il paragone fra chi c'era e chi ci sarebbe stato e chi non c'è, ma è ovviamente la festa per 3 punti, per 3 punti fondamentali, perché il Cagliari con questa vittoria si porta a più 4 dal terzultimo posto, qui dalla zona pericolosissima. Ha ragione Davide Nicola a gettare acqua sul fuoco, perché comunque il campionato è ancora lungo e 4 punti di distanza dalla zona pericolosa sono davvero un'inezia. Detto questo, prendiamo i 3 punti, festeggiamo con il dovuto rigore o con la dovuta serietà questi 3 punti senza eccessivi trionfalismi, perché ovviamente io ho qualche dato o qualche mettiamola critica, ma non vuole essere una critica distruttiva, quanto un cercare di capire dove si può intervenire laddove ci sono ancora dei meccanismi da oliare, l'ha detto lo stesso Davide Nicola in post conferenza stampa. Beh, un dato su tutti, il possesso palla. La partita è vero che l'ha vinta il Cagliari 2-1, quindi viva il Cagliari, ma è anche vero che i dati devono essere saputi leggere. È un possesso palla che parla del 62% del possesso palla al Parma e appena il 38% da parte del Cagliari, significa che la partita, perlomeno dal punto di vista di palleggio, ce l'ha avuta il Parma. Ecco, forse se dobbiamo intervenire o se vogliamo dare, come posso dire, un segnale su cui poter lavorare, potrebbe essere proprio questo, ma non è solo contro il Parma, perché è successo anche e soprattutto con le grandi squadre, ma, e l'ho detto anche in occasione di 45 minuto, ma anche più volte durante questa stagione, se il Cagliari con le grandi ci può stare che giochi in difesa e provi a ripartire in contropiede, non capisco il perché, o forse era proprio la tattica voluta da Davide Nicola, lasciare il pallino in mano agli avversari per poi ripartire in contropiede e punirli. Certo è che in casa uno scontro diretto così importante, lasciare il pallino del gioco, la maggior parte del possesso palla agli avversari, se è vero come è vero che ha pagato ad oggi, è anche vero che è pur sempre un rischio. E io francamente
di rischiare avrei poca voglia. Però non sono allenatore, Davide Nicola ha vinto e quindi siamo tutti contenti. Aggiungiamoci un altro elemento, l'elemento cambi. Perché dico questo? Perché l'ho detto anche in occasione di 45 minuto, perché tutti puntano il dito sull'allenatore per i cambi, perché alle volte gioca uno piuttosto che gioca l'altro. Il problema è che quello che manca a questa squadra fino adesso è stata la continuità di rendimento. Cagliari molto incostante nei risultati e nelle prestazioni, e non è certo colpa, o perlomeno non è solo colpa di Davide Nicola, perché se con il Torino, ad esempio, il Cagliari ha fatto una partitaccia, è pur vero che ha messo in campo gli 11 che avevano ritirato ben 4 gol a Lecce, quindi ci si poteva immaginare un altro spirito, un altro tipo di partita, e questo ovviamente complica le scelte anche dell'allenatore, perché se oggi va male un giocatore e domani un altro e dopodomani un altro ancora, e stiamo parlando dello zoccolo duro, è evidente che a quel punto anche Davide Nicola ha difficoltà a interpretare o a capire quelli che sono o quelli che ti possono dare il meglio, il 100% o il 120% in campo, ed è una riflessione non da poco. Altro elemento di riflessione, il gol. Il gol fatti, io parlo dei gol subiti. Il Cagliari ad oggi ha appena 3 partite, continuano ad essere 3, le partite in cui ha terminato i 90 minuti con 0 gol subiti. Abbiamo preso un gol anche ieri, e questo è un dato di fatto. Ecco perché dico, aspettare l'avversario per poi ripartire, fino adesso ha pagato, ma può essere sempre un rischio. Perché? Perché il Cagliari almeno un gol lo subisce, e quindi io che devo andare a conquistarmi 3 punti, devo andare a vincere una partita, uno scontro diretto per la salvezza, se prendo il gol e poi non so come va a finire, perché ovviamente, anzi, il gol in teoria il Parma l'aveva fatto, ma con un fuorigioco netto comunque di Camara, quindi rivalutato dal VAR, per fortuna del Cagliari. Però, ripeto, è anche vero che il rischio, secondo me, è un po' troppo. Questa squadra dimostra di avere qualità incostanti con delle lacune difensive. Ecco, da questo punto di vista credo che Davide Nicola debba fare in modo di lavorare su tutti gli 11 e assicurare la giusta protezione alla difesa. Dico così perché anche ieri Macumbu è sembrato il giocatore visto in Serie B, con tanti tocchi prima di scaricare, con non solo i leziosismi, ma anche proprio, anche te lo discorso di prima, il rischio di perdere palla in zone sanguinose, e in 2 occasioni è successo. Quindi credo che mi dispiace, ma Kumbu io lo trovo un giocatore fantastico, un giocatore che ha molta qualità ed è forse il vero e proprio regista di questa squadra, ma ad oggi, ormai è il 3° anno che a Cagliari, credo che debba aver imparato che la palla deve fare 2 tocchi, al massimo 3, non può rimanere 10 tocchi e rimanere sempre in quella zona di campo. Aggiungiamoci che il mister Davide Nicola ha preparato la partita più sulla sinistra che sulla destra, per 2 motivi. Il primo, perché ormai conoscono il binario di destra Zappa-Zortea, e quindi li ha di fatto bloccati, e quindi l'impostazione della manovra non arrivava sulla destra. E il secondo, perché giocando con Augello al posto di Obert, e l'abbiamo visto in occasione del primo gol, quella fascia era coperta dai piedi del terzino, che ha messo un paio di palloni molto molto invitanti per gli attaccanti o comunque per chi era in area di rigore in quel momento. Certo è che da un giocatore come Felice, ad esempio, per quanto sia fondamentalmente un esordiente in Serie A, ci si aspetta sempre la giocata, esattamente come Zortea. Vedremo adesso con l'arrivo di Coman, anche se io l'ho scritto anche in un post, vogliamo basso, perché appunto noi la speranza è quella che il Cagliari abbia preso davvero un campione che abbia continuità di rendimento, ma già lo vedremo in una prossima occasione. Ricordiamoci che si gioca contro l'Atalanta, sarà sicuramente una partita difficile, ma Bergamo ci è stata favorevole diverse volte, ma è anche vero che anche per l'Atalanta il Cagliari è una squadra rustica, e quindi capiremo
se a proposito di continuità di rendimento il Cagliari giocherà come il secondo tempo contro il Parma, non contro come il primo, che abbiamo davvero rallentato la manovra. Detto questo, 3 punti fondamentali, ci è andata bene che le squadre, di fatto le concorrenti dirette, a parte il Lecce che ha pareggiato col Bologna, le altre hanno perso tutte, capiremo ovviamente cosa succederà da qui in avanti. È un campionato ancora tutto da decifrare in testa e in coda, quindi non bisogna mai abbassare la tensione. Bene, per quanto riguarda FTS era tutto, ci vediamo domani ore 19:30, nuovamente il martedì caffè con Maria Laura Panca. Grazie a tutti, buona serata. Ciao.